Due emendamenti presentati da Forza Italia di tipo economico, a costo zero per la Regione, ma che in realtà avranno la capacità di mettere in moto molto denaro per quanto riguarda le imprese del Veneto. Essenzialmente, il primo è un nuovo piano casa. Nel 2018 scade una delle proroghe date al vecchio piano casa. Riteniamo sia stato uno strumento eccezionale, più di 1 miliardo di movimenti economici, più di 11.000 interventi. Va adeguato alle nuove esigenze, alla legge sul risparmio del suolo, ma va sicuramente ripetuto. L'altro provvedimento invece è una novità in assoluto, e cioè il fatto di proporre, di riconoscere delle aree, delle zone speciali dal punto di vista economico di interesse regionale. Cioè cosa significa? Delimitare delle aree all'interno del nostro territorio, penso a alcuni quartieri di alcune città, all'interno delle quali creare un sistema di regole semplificate, di agevolazioni fiscali, di altri tipi di incentivi per rivitalizzarle o dal punto di vista economico o da quello sociale. Quindi d'intesa con gli enti locali, una volta identificate queste aree, si possono fare tutta una serie di interventi. Per farmi capire meglio, una nuova attività, ad esempio giovanile, che si insedia in un quartiere degradato, potrebbe essere esonerata da pagare IMU, ICI, tassa sui rifiuti per alcuni anni, con in più magari un contributo della Regione, e io credo che questo permetta, diventa un attrattivo per migliorare il territorio e rimettere in moto anche qualche piccolo investimento.